Buonasera a tutti, visti TV, questa nuova già di oggi, 9 di maggio 2020. Bene, bella dia, girete, come volete qualche nugueda che visita, però non di deve preoccupare, ecco qua, questa è la situazione poco minuto fa, che comunque sono questa nugueda che non viene da un po' questa, usa questa la giochiamo quasi su po' di saida però Radier si presenta bene. Ecco qua la situazione. Vediamo di tornare su Saravallo oggi. Saravallo non era, tacco culateddu, pro tutto la die, vino a selde orte die, poi in cui abbiamo scaricato e abba, pisan, namuso e poi torna coculato, ma che ne abba. Invece Zappatu, Decche, amos un coccolato vinasa Sasonnecchi e poi una mondinedda, insomma, da mezzodie in poi. Che 9 gradi, temperatura massima, 12 gradi, temperatura minima. Amos purtroppo due stoccamenti del dolo, da dare. Il primo che sta già appunto a cominciare l'interro, oh, 90 Chimbanno, che il morto Pepe Bocco, marito di Rita Posseddu, babbo di Angela e Giulia, e che vigile urbano, intanto lamentavano po' su buono facere, su buono trattare, pur in su praticare la funzione chi aia. S'interro e storia che Napoli 9 a Saldecche in Sacreia del Santo Iusi. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutto da parte dei Visti TV. Poi, altro toccamento e dolo, a 83 anni, sinché è morta Maria Oliva Cano, mujer di Elia Carzedda, mamma di Davide, Sonia, Franca. Per suo onore e visita la salma è esposta a cappella dei Sospizi. S'interro è scrasa, sabato decche, de maio a Saldecche e mesa in Sacreia de su Miracolo. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutta. Bene, cominciamo con questo appuntamento. Il primo appuntamento è scusto a Sasonica e Mesa, sul sagrato della parrocchiale Sacro Cuore di Gesù, in Onanie, stessa benedizione della sapretta Siste Viator, del suo cammino de Bonaera. Vanno a essere intervento Don Totoni Cosseddu, parroco di Luleo Onani, Clara Michelangelo, sindaco di Onani, Liana Currelli, assessora cultura e turismo, Diego Asproni artista, Diego Carro, associazione Cammino di Bonaera, Antonello Mende, presidente dell'associazione Cammino di Bonaera. Poi abbiamo dato l'appuntamento su questo Sunnichi, Le Maio, che eravamo a Sanno Santa, in Brizzichetta. L'appuntamento, questo è pro oie, a Sassese, in Olbia, da Sassese a Sassotto, si arregliano del villaggio di santuario di Romanzeso. Ne è detta Fernando Posi, è cooperativa Istelai, Modera, Gian Mario Figoni, Frau. È organizzato questo da essa Olbia Community Hub e essa sede sua che è in via Perugia numero 3, Olbia, in Porto Quadro. Poi abbiamo dato l'appuntamento, scuste su Decche 7 di maio, in Luvula e su Maclula, a Bestia Cristiano Porchetti. Poi abbiamo tutto l'appuntamento, Rodè, San Nossata, comincia a togliere la novena, cominciata, sono tutti gli orari, giornata particolare giovedì, venerdì 9, celebrazione penitenziale poi e quindi questo è, ore 16, e confessione individuale, ore 18 inizio novena, Santa Messa, ore 21 Santa Messa, novena, celebrazioni per per i defunti. Questo è in die 9. Bene, iscritte tutto, chi abbiamo Papama, a Leone XIV, è su Papa Novo, è stato eletto Eresi, è stato eletto, invece sono sonata a Scampanas in gloria, non sonata io purtroppo noi poi non mi sono stato eletto,
e quindi l'ha proposto dopo. I primi auguri sono di Zelensky e Putin, mi sperando che questa parola pa che via pizzichete. Batturi spiega Leone XIV parla a tutti i popoli. Ha fatto una presentazione corale su Papa, a un americano, questa volta del Sud Nord, su Papa nuovo este Robert e Francesco Prevosto, che lo sprevosto di Losano fu il numero, ma pure il capitano, ha separato di Simutire Leone Battordichi, però sa prima via, dunque la Chiesa cattolica atta a essere guidata da un uomo adesso degli Stati Uniti d'America. Elegito a Sasora del 808 su debatto di scrutinio in seconda die del conclave. L'annunzio è stato dato dai a sa che 9 e 3 minutos dai su cardinale Protto Diacono Cardinal Mamberti. La prima paraulas adesso pontefice no contenne un messaggio preciso, sapaghe sia con tutto voi. Ha narrato scampiannesi da essa loggia de sa benedizione e saludenne la truma in piazza Santo Preto, vestito con mozzetta e rocchetto, ha faedato in italiano e in spagnolo. Ha ringraziato col Bortasa suo predecessore suo Francisco, ripetenne assai spesso la parola pace. Aiutate il nostro vincer voi a costruire, sospondere con su dialogo e con su dubbio pro, vediamo un po' la parte, allora, pro essere un solo popolo, può essere in pace, ha narrato intra cosa che ha pronunziato da scampiato da essa loggia. Nascito in Chicago, in Illinois, rubatore di capitano nel 1955, Vince Giacomo fu prefetto del suo dicastero, posò Piscamolo e presidente della Pontifizia Commissione Pros America Latina, nominato da Bergoglio, cioè è stato nominato Michele Cardinale da Bergoglio. È il desordine del Sant'Agostiniano e ha tenuto un'esperienza missionaria lunga in Perù. È stato vinto da Piscamo de Clicaio. Deve ancora a comprire 70 anni, che nel 69 ha separato di Simutire e commenta il pontefice del Surrerum Novarum Leone, appunto. La prima enciclica consacrale la creia e ha applicato posizione su questione sociale e quindi si muove su di questa linea. A questo proposito ha scritto una poesia per Ioanne Villa, Robert Francis Prevostos americano, là su conclave in Roma, oie eletto, posto de Mantellina del diretto, mostrando l'assumunno in Vaticano. Su numere che li carta sul zetto, si la decete a Saustiniano, sulle battorde che intrata da Samano venenne tu leone chi in affetto in dono tacquinos intervento questo Papa l'ha fatto scritto l'intervento Diana Gaia direttamente in dono tacquinos intervento monta pacche ponte se arreiono in corsa prima sitta a buon intento da N esecutorio e pro bono su chi Francisco ha fatto chinapento presessata all'ottennere in dono. Chi cusave Maria predicata dette assumunno rappacche eternata. Ioanne Villa. In effetti questa si resiste alla Lega, però sappiamo che la Lega quindi la polessa un po' trambucanne, ma si lega bene Ioanne Villa e cominciano a usare una lingua che si può leggere. Robert Francis Prevosto americano a su conclave in Roma o eletto posto del Mantellina del diretto mostrando il sumo in Vaticano. Su numeri che li carta sul zetto
la deceta Saustiniano, quel battore che intrata da essa mano, benennito leone che in affetto. Bene, bene, andiamo da innanzi e faedamo de attero, brincamo a questioni che riguardano da corso, custodia e guardiani del tempo alla scoperta di Tancamanna, fine settimana, dico di eventi, nel sito archeologico con il progetto del CEAS, Semolidane di Nugolo. Così valorizziamo il potenziale turistico e didattico in chiave innovativa. Questo è un sito particolare che è andato valorizzato. Ecco Marco Buttu del Gavoi dall'Antartide al Fermi. Cioè, sono un gavoeso che vi tenete a fare rischiare tutto che è orgoglioso di essere sardo. Il ricercatore di Gavoi incontra gli studenti del liceo scientifico in via Veneto, dall'Atlantice al liceo Fermi di Nuoro. Marco Buttu, io non ho scritto Butti, Maestro Buttu incontra gli studenti. L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo, 12 maggio, a partire dalle 11:30, nell'aula magna del liceo di via Veneto. Per il ricercatore di Gavoi non esiste tregua e tra un viaggio e l'altro, in giro per il mondo, dunque farà tappa nella scuola diretta da Maria Antonietta Ferrante per raccontare agli studenti le sue straordinarie avventure. Complimenti. Andiamo da innanzi, riscoprire la carta ed il suo profumo. Questa è una bella cosa questa, cioè il papiro Roberta Murro via Ismerionis. Questa è una cosa che è un argomento costumamente importante che appare che i social deve fare scomparire il papiro, ma speriamo che Gai non sia. Cioè, valorizzare i prodotti editoriali. I racconti e le esperienze condivise degli edicolanti esprimono la passione per un mestiere antico. Il loro ruolo resta immutato accanto alla gente. Persone pronte a regalare una parola di confronto e di conforto. Ho iniziato questa attività 14 anni fa. La mia edicola si trova a Cagliari, davanti all'ospedale di via Ismerione, il Santissima Trinità. Appartiene ad un quartiere popolare che abbraccia il presidio ospedaliero, quartiere dei Smerrioni, e di certo i pazienti, i loro familiari, oltre che chi abita nella zona, racconta l'edicolante Roberta Murro parlando del suo mestiere, di cui apprezza soprattutto il contatto con le persone. È importante sul papiro, tanto che io potevo anche venire con questo giornale si abbonamento, mi è andato finalmente da internet a piccare dal mazzine se vola sproiettare. Prefero di piccare dal giornale in papiro e poi lo fotografare. Eh, allora, le moderne del prodotto sardo, scomoda un Brust Rosé, nasce lo spumante dedicato all'isola, le bollicine sarde della cantina Sidura. Poi a Milano, per promuovere l'identità, no? Che si usa nel caso romano, gusto, tradizione e nuovi mercati, pecorino romano dopo, protagonista di Tutto Food 2025. No, che diamo il demanico enogastronomia in piazza per 2 giorni nel progetto Sant'Elia, cibo e comunità. L'iniziativa a Cagliari il 10 e 11 maggio. Previsti talk show e show cooking. Bah, non ho compreso. Poi si deve coccere in inglese, che non si può coccere in sardo. Enogastronomia in piazza e non solo nei 2 giorni di Cagliari, intitolata Sant'Elia, cibo e comunità. Il programma è 10 e 11 maggio. Organizza l'agenzia regionale ASPAL al Lazaretto di Cagliari. Protagonista è il quartiere di Sant'Elia e l'inclusione sociale e lavorativa in un percorso che prevede nelle 2 giornate conferenze, spettacoli, escursioni, laboratori, talk show e shop cooking book, un programma molto ricco e interessante.
Andiamo da innanzi sulla decadenza di Todde e scontro anche in Senato, botta e risposta tra Gasparri e Sabrina Licheri M5 Stelle. Botta e risposta in Senato tra schieramenti ancora sul caso della possibile decadenza della Presidente Todde. Alla polemica politica però si accompagna il lento disvelamento del percorso che il Collegio regionale di garanzia elettorale ha compiuto sino a pochi giorni fa, conclusosi con la revoca di un componente, Riccardo Fercia, di rappresentare lo stesso collegio davanti ai giudici nel Tribunale Civile. Vabbè, è di schifo. Su potere e spotere, Palazzo Madama, scontro senza esclusioni ieri tra Maurizio Gasparri e Sabrina Licheri. Quello che sta emergendo sul caso Todde è scandaloso e smaschera ancora una volta l'ipocrisia dei grillini, maestri nel predicare morale agli altri, ma primi a calpestare le regole quando tocca a loro. Quando la situazione si stava mettendo male per Todde, il presidente del Consiglio di garanzia elettorale Massimo Pollica ha pensato bene di revocare l'incarico all'avvocato Riccardo Fercia, con un'operazione gravemente viziata da un macroscopico conflitto di interessi, visto che Pollica, conclude Gasparri, è il coniuge di una dirigente regionale nominata dalla giunta Todde. Non si è fatta attendere la risposta da parte della collega Sabrina Licheri, senatrice M5 Stelle. Non accettiamo lezioni di moralità, di coerenza da Maurizio Gasparri, noto alle cronache negli ultimi giorni per le sue posizioni sessiste e per le sue dichiarazioni costantemente fuori contesto. La Presidente Todde, aggiunge Licheri, ha ereditato una regione in ginocchio che non conosce pari, proprio a causa della pessima gestione fatta dalla maggioranza di cui Gasparri fa parte. Fa specie rilevare che chi ha votato Ruby, nipote di Mubarak, parli di doppia morale. Te cavolo bintata, te canto bintata, la Michele, la nipote di Mubarak. Oh, delitto di Samam, i due fratelli in carcere per scontare l'ergastolo. Fu uccisa dalla famiglia perché fidanzata e troppo occidentale. La loro libertà è durata poco meno di 1 anno e mezzo. Tornano in carcere il 38enne Noma Bulak, Noma eccetera eccetera, il 32enne e così via, dopo la condanna all'ergastolo in appello per l'omicidio della cugina Saman Abbas, la 18enne pakistana ammazzata dalla sua famiglia nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 nelle campagne di Novellara, nella Bassa Reggiana. I due erano stati assolti nel processo di primo grado a Reggio Emilia, con sentenza del 19 eccetera, che li aveva scarcerati nell'immediato. Un verdetto ribaltato però dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna il 18 aprile, ergastolo per loro confermato ai genitori Sabar Abbas e Nazia Saene, oltre all'aumento di pena da 14 a 22 anni per lo zio Danish Asnai. Oh, te non fa che te la scadenza religiosa. Difesa, come d'Italia, difesa, spesa al 2% del PIL, l'ultimo sì. Al Consiglio Supremo Mattarella e Meloni confermano l'impegno dell'Italia. Abbiamo da sanità, sempre a livello italiano, lista d'attesa, c'è la piattaforma. Da fine mese accesso consentito anche ai cittadini. Entro maggio i cittadini potranno rendersi conto personalmente della situazione relativa alle liste di attesa nella sanità nelle regioni con un click. Sarà resa accessibile per alcune parti la piattaforma nazionale per le liste di attesa in cui confluiscono i dati dai territori. È un ulteriore passo verso la trasparenza, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci. Questa lista di attesa è iscritta come funziona, no? Telefonata a su tale, in realtà baita, se ballo questo, se lo non veste biluacchene.
mentre continua il confronto con le regioni sul nodo dei poteri sostitutivi che il Ministero potrebbe esercitare in caso di inadempimenti nello smaltimento delle liste. Bene, andiamo da innanzi, che sia politica come internazionale. Putin e Xi Jinping, noi amici, fratelli, amici delle merende, contro il bullismo americano, bullismo contro bullismo. L'anniversario della vittoria russa, occasione per rilanciare il patto anti-USA. Accuse di violenze, licenziato il primario, cioè l'innamorato di questo ballalloi che approfittava di essere femmina e pare che come l'ha licenziato. L'azienda USL di Piacenza ha approvato nella giornata di ieri ha provveduto nella giornata di ieri a licenziare il medico primario dell'ospedale civile della città emiliana, arrestato per violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti di dottoresse e infermiere anche durante i turni di lavoro in ospedale, approfittando della sua posizione. Lo ha fatto sapere con una nota la Regione Emilia-Romagna. Sono stati perquisiti i luoghi di lavoro del professionista. Le indagini sono state delegate alla squadra mobile di Piacenza e sono state svolte con intercettazioni telefoniche ambientali, da cui è emerso quello che gli investigatori hanno definito un inquietante scenario all'interno dell'ospedale di Piacenza. Le indagini sono partite dalla denuncia di una dottoressa in servizio presso il reparto. Chiaramente la mischina non quería testimoniare che timian sé irgonza. USA e Gran Bretagna, intesa sui dazi, le borse festeggiano e Trump annuncia trattative anche con l'Europa. Xi Jinping e Putin insieme contro l'egemonia degli Stati Uniti. Intanto tra India e Pakistan, allora nuovi raid tra India e Pakistan. L'Italia cerca di mediare. Il ministro Tajani ha avuto un colloquio con Islamabad e Nuova Delhi. Speriamo in buono. In questo tancamos, siete nuove de hoy, intanto salutamos a tutti los che hanno salutato, Ciriaco e poi sincere condoglianze alle famiglie. Elena Pinastro, buongiorno. Ciriaco Dui, il primo papa americano della storia della Chiesa. Va bene. Quindi buon saluto a tutto quanto e poniamo la sigla di tancatura, può tancare Costite Nova dopo 20 batte il minuto e 9 secondi. A me sorridere vi abbono a tutto da BC TV.